Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento come di consuetudine con lo spazio sportivo, la nostra web tv www.venetoglobe.com che vi fornisce naturalmente le principali notizie per quanto riguarda lo sport a livello internazionale e nazionale con una carrellata veloce e poi soprattutto ci soffermiamo sulla regione e sulla nostra provincia di Treviso. Andiamo a vedere quali saranno le principali notizie, cosa si correrà, dove si correrà, come si giocherà per quanto concerne il weekend che andiamo a trascorrere. Si corre domenica a Suzuka il Gran Premio del Giappone, 17ª gara del campionato mondiale 2018. È una pista dove la rossa, intesa come Ferrari, fa piuttosto fatica da diversi anni. Nelle libere 1 e 2 Hamilton vola, secondo Bottas e terzo Vettel. Si corre anche nella MotoGP, domenica a Buriram ed è la prima edizione del Gran Premio della Thailandia, 15ª tappa su 19 Gran Premi totali. Lorenzo nelle libere ha avuto un altro incidente e adesso dovrà decidere effettivamente se correre o meno domenica, mentre Rossi continua ad essere in ansia non soltanto per le prestazioni della sua moto ma anche per l'immediato suo futuro. In testa, dopo le prove, Dovizioso su Ducati e Vinales su Yamaha, Rossi soltanto nono. La nazionale femminile di Mazzanti per quanto riguarda il volley continua a stupire e a sorprendere nel suo mondiale e con il Selstetto dove troviamo anche tre coneglianesi, tre pantere targate Imoco, Danesi, De Gennaro e Silla, tutte e tre veramente molto bene in queste prime gare. Ora nel girone di Osaka l'Italia inizia domenica 7 affrontando l'Azerbaigian. Olimpiadi, operazione 2026. Ne abbiamo parlato parecchio in questi giorni, in questa settimana, perché la candidatura Milano-Cortina sembra avanzare, i più dicono senza grossi scossoni, senza grossi problemi. È uscita dai giochi la turca Erzurum e l'Italia a questo punto, l'Italia intesa come Milano-Cortina, se la vedrà con Stoccolma e Calgary. Ieri a Venezia intanto il patto lombardo-veneto, eccoli qui, li vedete, concordato e suggellato da Zaia, dal presidente della regione della Lombardia e poi naturalmente dai sindaci che hanno voluto essere presenti a questo patto. Lasciamo l'Olimpiadi e vedremo quello che succederà, passiamo al calcio dove tutto ormai ha preso il via. Serie A con un weekend, quello prossimo, tutto pronto per ripartire con la giornata che proverà, dicevamo ieri, a delineare ancora una volta la fisionomia del campionato, se riuscirà a cambiare questa fisionomia con la Juventus davanti a tutti, il Napoli che insegue, la Roma che fino a poco tempo fa arrancava, adesso è lì nuovamente a dire la sua e le prestazioni in Champions e in Europa League hanno detto molto per quanto riguarda queste due giornate delle squadre italiane. Ieri sera l'Europa League ha consolidato il Milan a San Siro che dopo essere andato sotto per 1-0 dall'Olympiacos ha pareggiato e poi ha vinto per 3-1. Cutrone, ancora lui, ha dato la svolta forse alla gara. Vinto in rimonta, quindi 3-1, quindi buona la prestazione degli uomini di Gattuso. La Lazio invece a Francoforte contro l'Eintracht ha perso 4-1, è stata l'unica nota negativa per le squadre italiane tra Champions e Europa League. E la Serie A, ritorno sulla Serie A, stasera al via con Torino-Frosinone domani e domenica poi il rimanente. Attesa, sempre per il calcio, per le convocazioni di Mancini per le gare programmate della Nation League. Ci sarà una doppia sfida amichevole con l'Ucraina mercoledì e poi il 14 di ottobre sotto con la Polonia si farà nuovamente sul serio. Passiamo alla Serie B dove inizia stasera il turno di anticipo con Verona-Lecce, si gioca alle 20:30. Domani per quanto riguarda le altre venete Perugia-Venezia, domenica invece Brescia-Padova e qui c'è uno scontro di famiglia tra l'allenatore ed il giocatore, quindi tra allenatore e figlio. La famiglia Bisoli sarà in lotta, diciamo così, sportivamente tra Brescia e Padova per vedere chi la spunterà. Meglio di tutti forse un pareggio, no?
La Serie D adesso, girone C, quarta giornata, vediamo il tabellino completo con Montebelluna Adriese. Ecco, per quanto riguarda il Montebelluna segnaliamo che questa sera la società presenterà la maglia del centenario al ristorante Don Matteo Villa Bellati a Covolo di Pederobba, una bella occasione per ritrovarsi. Belluno Este, per quanto riguarda Venete e Trevigiani in particolar modo, a parte che Trevigiani c'è solo il Montebelluna. Belluno Este, per continuare, Tamai Union Feltre, Campodarsego Chions e Ciarlins Musane Sandonà di Piave. Passiamo all'eccellenza, nel girone B siamo alla quinta giornata anche qui, si gioca in anticipo domani pomeriggio alle 15:30 al D'Agostin di Pieve di Soligo tra Eclisse Carini, Pievigina e Treviso, un Treviso che è ancora in burrasca dopo le dimissioni del presidente Visentin, il rischio per Graziano, il tecnico del Treviso, le polemiche che stanno fioccando, insomma rischio parecchio, anche perché in 9 incontri svolti a Pieve di Soligo il Treviso non ha mai vinto, quindi vedremo quello che succederà domani pomeriggio. Le altre gare della domenica: Calvinoale Porto Mansuè, Giorgione Luparense, Liventina Union Pro, Mestre Istrana, Real Martellago Lia Piave, Tombolo Nervesa, Union QDP Union San Giorgio Sedico, riposa il Vittorio Veneto. Andiamo in promozione, nel girone D siamo alla quinta giornata, Favaro Fossalta di Piave, Lovis Spresiano Fontanelle, Opitergina Città di Caorle, Portogruaro Conegliano, Prodeco Montello Iulia Sagittaria, Vazzola Noventa di Piave, Villorba Vedelago, chiude ZTLL Cornuda Crocetta. Ufficializzati anche gli abbinamenti per gli ottavi della Coppa Italia, qui si giocherà il 10 ottobre, aspettiamo di confermarli anche perché ci sono forse degli spostamenti e delle variazioni di orario, quindi saremo più precisi la settimana prossima. Andiamo a parlare di basket, perché il basket comincia a fare decisamente sul serio, iniziano i vari campionati, tranne la Serie A1, inizia dalla A2 un po' tutto, la TVB Treviso Basket Serie A2 appunto è pronta dopo la Supercoppa di Bologna dove è arrivata quarta, sì, ad iniziare il campionato di Serie A2. Prima gara in casa al Palaverde contro Ferrara, sarà anche scontro tra ex, perché ci sono alcuni giocatori passati a Ferrara che lo scorso anno militavano, Schwan per esempio, militavano in TVB. Inizia anche la A2 di basket femminile con l'opening day al Pala Ruffini A1, scusatemi, di Torino. Domani alle 14 Geas Ragusa, alle 16 Venezia Broni, alle 18 Napoli San Martino Lupari. Domenica giocherà lo Schio, fresca della vittoria in Coppa, contro Battipaglia. Vi dicevo per quanto riguarda la A2, eccola qui la A2 perché abbiamo una squadra quest'anno trevigiana che milita nel massimo campionato di Serie A2. Ha esordito nel campionato sabato scorso vincendo contro la Sanga Milano, un po' a sorpresa, secondo anche il tecnico che abbiamo sentito ieri e secondo anche le ragazze, insomma si sono trovate lì, hanno preso l'occasione al volo e hanno fatto una bella vittoria. L'altra sera presentazione al Relais Toulà di Ponzano Veneto. Sentiamo la capitana Giorgia Schiavon, fautore anche lei lo scorso anno della fantastica cavalcata e promozione in A2. Eccola. Sì, in realtà è stata una vittoria inaspettata perché non sapevamo neanche noi davvero cosa aspettarci. Forse non avevamo niente da perdere e questa è stata la nostra forza, insieme secondo me a tanto entusiasmo e concentrazione di tutte. Penso che sarà così per tutto il campionato, quindi spero che non prenderemo mai niente sotto gamba perché penso che nessuno ci regalerà niente e che continueremo a lavorare duro. Hai anticipato, quando si viene da una vittoria di un campionato c'è l'euforia, c'è la voglia di tornare a fare, di tornare in palestra subito, di dimostrare ancora. Questo sarà un campionato diverso, sicuramente più impegnativo, no? Certo, e l'abbiamo capito anche dalla prima giornata, molto più contatto, più fisico, le avversarie non perdonano, quando c'è spazio si tira, quindi sì, abbiamo già notato il cambio di campionato, però speriamo di farci trovare pronte. Esordio adesso in casa. Sì, tra l'altro con una squadra penso non facilissima, però anche lì non abbiamo niente da perdere, quindi giocheremo fino all'ultimo. E allora in bocca al lupo. Crepi, grazie.
Seguiremo questa gara in streaming e quindi poi ne parleremo a partire dal lunedì, dettagliando volta per volta poi gli appuntamenti del sabato sera con la formazione appunto di Ponzano in Serie A2 femminile. Ci saremo anche al Palasaccon per la Serie B maschile. Quest'anno seguiremo la Ruker Sanve che si è fermata per la prima volta perdendo la prima partita del precampionato contro Padova domenica scorsa. Adesso si fa l'esordio a Lecco in trasferta appunto domenica. In casa l'esordio al Palasaccon il 13 ottobre contro Urania Milano. L'Imoco Volley Conegliano ancora non ha tutte le sue componenti perché molte nazionali, sia quelle italiane che delle altre squadre nazionali, stanno giocando in Giappone appunto per il mondiale in corso. Mancano anche Folie e De Cruyff che stanno piano piano recuperando la loro miglior situazione fisica, però c'è subito un impegno che è un po' una cavalcata storica, perché da molti anni vanno in Val Chiavenna. Le ragazze dell'Imoco Volley Conegliano porta anche bene insomma questo triangolare. Giocheranno contro Saugella Monza, Gorgonzola Novara e Busto Arsizio Unet. Vediamo la De Cruyff in foto. Parliamo di Benetton, parliamo di rugby, quindi maschi, sconfitta ad Edimburgo per 31-30, preparazione per la gara di Monigo esaurita, finita, siamo ormai alla vigilia e quindi sentiamo come viene inquadrata questa gara dopo la sconfitta di Edimburgo da Nacho Brex, che ritorna finalmente definitivamente in campo, lo ha già fatto la settimana scorsa. Sentiamolo. Sì. Arriviamo adesso da una sconfitta a Edimburgo, non è stata una partita facile, sapevamo che loro era una squadra forte che piaceva giocare tanto con la palla. Penso che anche lì nell'analisi che abbiamo fatto noi qua all'interno dobbiamo puntare più sui dettagli, essere più precisi su tutte le cose che facciamo in ogni ruolo. Ovviamente abbiamo visto che abbiamo lasciato tanto la palla loro, quindi abbiamo riuscito a giocare tanto, a fare il loro gioco e quello ci ha messo un po' in difficoltà. Dopo ovviamente nel secondo tempo, dopo aver parlato con gli allenatori, abbiamo messo un po' a posto tutte le robe e non ce l'abbiamo fatta, però quasi abbiamo migliorato quello che hanno detto gli allenatori, quindi contenti per quella fine di partita. Un soffio, perché un punto nonostante tutto c'eravate, perché avete ribaltato, come dicevi te, la partita. Sì, no, ovviamente, pure perché noi adesso vogliamo ovviamente sempre portare a casa i 5 punti, sempre che sia possibile. Pensiamo che questa era una bella opportunità per portare i 5 punti e sì, è stato alla fine un sapore un po' amaro perdere da un punto. Allora parliamo di te, intanto come stai? Rientri, sei rientrato, 40 minuti, direi bene, no? Sì, bene, sono contento, dopo un bel po' di mesi sono tornato, ho fatto un intervento a giugno alla spalla. Settimana scorsa ho fatto i miei primi 40 minuti, però veramente mi sono sentito bene, comodo con la squadra, mi sto allenando da 2 mesi con loro, quindi ero già, si può dire, in contatto con i giocatori e mi hanno fatto sentire bene. L'altro anno è stata una stagione un po' particolare, perché bene fino ad un certo punto, poi la seconda parte non l'hai più giocata, non ti abbiamo più visto. Sì, veramente per fortuna la prima parte l'ho giocata abbastanza, la seconda ho iniziato ad avere un po' di infortuni alla spalla, al polso, diversi robe, ho giocato veramente poco, quindi quest'anno vediamo di far meglio e cercare di rimanere tutta la stagione in piede. A cominciare da sabato prossimo, perché finalmente ritornate al Monigo dopo 3 trasferte. Che partita sarà? Perché è tra l'altro un avversario che ritrovi come l'anno scorso, rientrando da un infortunio. Sì, l'anno scorso mi è successo uguale. Sappiamo che loro sono una squadra che piace tanto giocare, giocano tanto, anche di palle recuperate, sono bravi, sono molto veloci, quindi dobbiamo stare attenti a questa parte offensiva di loro, tenere noi il possesso e stare pronti sempre a difendere. E ovviamente, come hai detto tu, dopo tanto tempo torniamo a Monigo, siamo molto contenti, molto felici, perché ovviamente l'ambiente dentro lo stadio a casa è sempre molto bello, quindi ci manca un po'. Facciamo un invito? Sì, ovviamente vi aspettiamo a tutti allo stadio, saremo là a lasciare tutto in campo, quindi vi aspettiamo a Monigo.
Vi aspettiamo a Monigo tutti, quindi Benetton Rugby in casa contro questa formazione che arriva per far vedere che il gioco che fanno è un gioco particolarmente spettacolare. Bene, andiamo a parlare da top 14 a top 12, giornata proibitiva per il Mogliano, almeno sulla carta, poi succede di tutto. Al Quaggia, nella quarta giornata di campionato, arriva il Viadana, si cercano conferme dopo la bella vittoria ottenuta contro la Valsugana e contro Rovigo. È tutto per quanto riguarda la nostra edizione odierna. Mirko Villanova in studio vi ringrazia per l'ascolto, noi ci risentiamo lunedì dopo il weekend che trascorreremo per voi e con voi con gli avvenimenti sportivi. Buona giornata.